Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di giornata, nel penultimo video di giornata. Qui abbiamo il magnifico cappellino. E vabbè, parliamo di due notizie. Parliamo prima della principale notizia che sta uscendo da stamattina, cioè Napoli in Serie B. Che cos'è questa notizia? È vera? Falsa? Magari può veramente il Napoli andare in Serie B? No, non può andarci. Perché? Molti giornalisti stanno parlando ancora del caso Osimhen, però è un caso che l'hanno ripetuto, stesso De Laurentiis l'ha dichiarato e varie persone che stanno vicino alla SSC Napoli, che caso Simen andrà ad interessare solo il Lilla e Aurelio De Laurentiis. Non ci sarà una penalizzazione per il Napoli di 15, 30, 20 punti, come detto da un giornalista oggi a un'intervista. Il Napoli cioè tutte le squadre di Serie A rispetto alla Juventus, ma non è perché sono di parte, mettiamolo in chiaro, ma è che la Juventus, come sapete, ha rubato decine e decine di partite, ehm, molti campionati, ha falsificato delle partite per vincere uno scudetto, magari ha rubato qualche allenatore, il VAR, a volte si comprava quello e quell'altro. Quindi, quando il Napoli è stato estraniato da questi casi, come le altre squadre di Serie A. In media, le altre squadre di Serie A, come il Napoli, non è che sono di parte, perché tipo Napoli, ma il Napoli, guardate che vi dico da tifoso del Napoli, ha rubato solo una partita, ma all'epoca, non stiamo parlando degli ultimi anni, dalla 22-23 alla 24-25, stiamo parlando di Manolas, quando c'era Manolas. Adesso non so se vi ricordate e vi rendo l'idea. Questo lo dico a tutti i tifosi juventini che sotto un video, anzi no sotto un video, in privato, non so come hanno trovato il mio numero di telefono, forse dall'account Twitter, però non penso. Mi hanno scritto e hanno detto: ah, il Napoli ha rubato l'ultimo scudetto nel 22-23, nella 23-24, e questo video è anche per loro, se dobbiamo dirla tutta. E vabbè, tralasciando questa cosa del caso Simen, che come detto interessa solo Lille e il Aurelio De Laurentiis, e poi il caso tra virgolette, che il Napoli ha rubato, ma non è vero. Solo la Juve ha rubato decine e decine di volte, però vabbè. Passiamo all'infortunio di Lobotka e di Politano. Poi partiamo da Politano, dai. Politano che si è strappato il polpaccio, se non mi sbaglio, di grado 1. Nella maggiore delle volte sì, di grado 2. Però d'ora non mi ricordo precisamente se al polpaccio o qualche altra parte del corpo, però molto probabilmente al polpaccio. Secondo me starà fuori un mese dopo gli esami strumentali. Poi Lobotka, secondo me è stata una scemità portarlo in nazionale e fargli fare gli esami strumentali, perché già sono stati fatti a Napoli, però vabbè, non vorrei stare qua a parlare di nazionale a cose in questo contenuto. Ehm, Dagli esami della nazionale è uscito fuori che si è infortunato al gluteo sinistro. Si è strappato il gluteo sinistro, se no, o il gluteo destro, non lo so, non mi ricordo al momento. Ed sarà circa un mese fuori, quindi per entro metà novembre
sarà infortunato e a metà novembre rientrerà. Bene ragazzi, fatemi sapere se questa nuova inquadratura è buona, se mi vedo abbastanza. Mettete un like, lasciate un commento facendomi sapere se questo contenuto vi è piaciuto oppure no e iscrivetevi al canale. Ciao!